Vabbè, insomma, c'è un po' di... Beh, è bello, no? È bellissimo quando ricevi questo tipo di premi, fa sempre piacere, vuol dire che un qualcosina dopo aver comunque continuato, seminato, hai raccolto, quindi sono molto felice di essere qui a Genova oggi. Teatro dei Campioni, si chiude così con questo spettacolo al Teatro Carlo Felice di Genova, l'anno della Liguria come capitale europea dello sport. È stato un anno intenso di tanti eventi sportivi vissuti proprio dal basso che si chiude oggi con questa rassegna di campioni. Sul palco hanno raccontato le loro storie, il loro modo di fare sport, l'importanza per tutti di fare attività sportiva. Una rassegna che ha visto anche la partecipazione di tanti ragazzi delle società sportive genovesi. La manifestazione di oggi è ovviamente un ringraziamento a quelli che hanno lavorato nel 2025 per la regione europea dello sport e anche un ringraziamento indiretto a quelli che nel 2024 hanno fatto Genova la capitale europea dello sport. Le due cose assieme si sono sinergizzate l'una con l'altra ed è stato un grandissimo successo. Ringraziamo tutti, vogliamo parlare ancora di sport come sempre, vogliamo far sì che lo sport diventi una caratteristica, io vorrei dire normale, della vita di tutti. E la Liguria è un posto dove ovviamente lo sport, sia indoor, diciamo nelle strutture, che outdoor, dal mare alle montagne, a tutto quello che si può fare, dal mountain climbing alla mountain bike. Abbiamo contribuito a far sì che la nostra nazione, il nostro territorio e le nostre persone siano al centro di grandissimi eventi sportivi. Sensibilizzare le persone affinché possano capire che davvero in alcuni ambiti, in alcuni settori l'attività sportiva, l'attività motoria può essere molto utile per invecchiare bene. Io voglio invecchiare perché l'alternativa non mi piace, quindi voglio invecchiare, però vorrei farlo bene, quindi lo sport è una opportunità davvero affinché questo possa accadere. Ormai la Fiamma sta facendo il suo percorso che si concluderà appunto il 6 di febbraio quando verrà acceso il braciere. In questi giorni ci sono le varie commissioni del CIO che stanno facendo tutti i sopralluoghi e diciamo che non sta andando tutto bene. Tutto quello che fino a pochi giorni fa sembravano dei problemi che non si riuscivano a risolvere, in realtà si stanno tutti risolvendo.